Un saluto a quanti ci stanno seguendo in questo istante. Sono Don Alessio Magora, direttore del settimanale della Diocesi di Vittorio Veneto, L'Azione. Benvenuti a questa nuova puntata della rubrica L'Azione Più. Oggi ci troviamo nel castello di San Martino, residenza del Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, che ci ospita Monsignor Corrado Pizziolo, che è qui con noi e che ringrazio per essere disponibile a questa nostra intervista. Perché siamo qui? Perché ci rivolgiamo a lui e perché questa intervista? Il Vescovo ha concluso recentemente la visita alle unità pastorali della Diocesi, una visita che è stata annunciata nella lettera pastorale e la rete non si squarciò ed è stata avviata agli inizi dell'anno pastorale 2020-2021. Veniamo allora subito alla prima domanda, Eccellenza. Una visita pastorale avviata, poi sospesa, poi fatta ripartire. Il motivo è il Covid. Nell'estate 2020 sembrava che fosse sconfitto, poi nel mese di settembre-ottobre purtroppo è ripartito, condizionando in modo molto forte la vita della nostra diocesi, la vita anche delle nostre comunità parrocchiali. Ci vuole dire un po' quali erano gli obiettivi ai quali miravate attraverso questa visita pastorale e poi anche come la visita si è modificata nel corso dei mesi. Più che una visita pastorale vera e propria, qualcuno ha suggerito è la visita del pastore alle nostre comunità cristiane, in modo particolare alle unità pastorali e alle parrocchie, in un momento di prova, in un momento di difficoltà, in sintonia anche con l'obiettivo della lettera pastorale. La rete non si squarciò, la rete costituita dalle relazioni che fanno le realtà delle nostre comunità cristiane erano senz'altro state messe alla prova. C'erano state certamente delle smagliature, delle sfilacciamenti in queste reti, e quindi era importante suggerire e far di tutto proprio per riprendere le relazioni. Questa era l'indicazione emersa unanimemente. E in questo obiettivo è sembrato opportuno che il Vescovo si impegnasse in prima persona a dare il proprio contributo, se non altro con la presenza, con l'ascolto, con la parola, e questo abbiamo cercato di farlo a cominciare da metà ottobre. Il 17 di ottobre ho cominciato questo mio giro nell'unità pastorale più a nord, quella dello Zumellese, e ho visto immediatamente la bellezza di questo incontro con le persone, con i preti, con le varie realtà, piccole o grandi, che mi venivano indicate. E poi ho proseguito nei giorni seguenti con la parte più a sud della diocesi, l'unità pastorale di Ceggia, di Torre di Mosto. Ecco, successivamente, contrariamente alle nostre speranze, la pandemia ha ripreso e quindi siamo diventati prima zona gialla, poi zona rossa, e io mi sono rimesso anche alla valutazione dei parroci che evidentemente consigliavano di sospendere questo giro. Alcune in realtà le abbiamo fatte, altre le abbiamo sospese in attesa che le cose migliorassero. Quando è stato possibile abbiamo ripreso e abbiamo continuato. Ho concluso domenica 11 luglio con l'unità pastorale di Oderzo. E ecco, cosa poter dire nell'insieme? Io credo che sia stata certamente una cosa opportuna e contemporaneamente apprezzata sia dai laici che dai preti indistintamente, per vari motivi. Primo, perché si sentiva anche l'opportunità, il bisogno di una presenza, di una parola, di una vicinanza anche della figura e della persona del Vescovo. È stata unanimemente apprezzata.
Anche se, a dire il vero, il vescovo non è che facesse grandi cose o dicesse grandi discorsi o grandi proclami, come mi era stato consigliato quando ne ho parlato con i vicari foranei, con i direttori degli uffici pastorali, con vari preti. Era opportuno dare la priorità all'ascolto, ed è quello che io ho cercato di fare, ascoltando le varie realtà, a cominciare dai preti e poi gli organismi di partecipazione e poi vari gruppi delle parrocchie. Credo che quello dell'ascolto sia stato un po' il denominatore comune di questi incontri, e credo che sia stato proprio anche la cosa più opportuna. Dal suo giro, dall'incontro e ascolto con le varie comunità e le varie unità pastorali, quale impressione ha avuto della diocesi? Sarebbe in grado di dare una percezione, ecco, di come ha trovato la diocesi in una fase anche delicata come quella che abbiamo vissuto, attraversata anche dalla pandemia? Ecco, devo premettere che io non ho incontrato in tutte le unità pastorali, in tutte le parrocchie, le stesse realtà. Io mi sono rimesso totalmente al discernimento dei parroci, i quali decidevano se farmi incontrare questa o quella realtà, quindi non ho un confronto, potremmo dire, universale fra tutte le realtà. Questo va detto come premessa. Primo. Ecco. Nello stesso tempo però, proprio in questa diversità di realtà che ho incontrato, ho potuto farmi anche un'idea, almeno così parziale evidentemente, perché gli incontri duravano al massimo 2 giorni e mezzo nelle varie unità pastorali. Ho potuto farmi questa idea, posso dire, ho trovato delle realtà migliori di quanto pensavo. Certo, realtà provate, possiamo usare l'immagine della rete, ho accennato prima, sfilacciature, smagliature, ce ne sono state e credo che ne vedremo anche le conseguenze nel prossimo tempo. E tuttavia le persone che ho incontrato, credo proprio senza differenze, magari chi più chi meno certo, ma le ho incontrate tutt'altro che demotivate, tutt'altro che scoraggiate, preoccupate certamente, a volte anche un po' spaventate, ma non demotivate, anzi direi proprio preoccupate positivamente che questa rete di relazioni che costituisce la comunità cristiana non vada dispersa, non si squarci, ma ritrovi quell'unità, quel collegamento, quelle forze, quelle risorse che le permettano di rimanere salda, di rimanere unita. Ecco, questo l'ho percepito in maniera evidente da tutte le realtà che ho incontrati, siano stati preti, operatori pastorali, catechisti, ministri della comunione o membri dei consigli di partecipazione delle parrocchie della unità, sia fossero anche semplici laici che venivano a partecipare alla Santa Messa o a un incontro di preghiera o un incontro per genitori o per anziani. Ecco, ho percepito questa. Certo, ho incontrato quelli che sono venuti, quelli che non sono venuti non posso dire, però, ecco, ripeto, ho notato che c'è questa voglia di far comunità, di far crescere, di far riprendere vita alla comunità. Tra i vari incontri c'è stato qualche momento particolarmente significativo che ha piacere ricordare? Beh, uno degli incontri che ricordo con più gioia, diciamo, è quando tanti parroci mi hanno portato a visitare nelle famiglie degli anziani o degli ammalati. Ecco, tante parrocchie l'hanno fatto. Alcune parrocchie mi hanno portato, per esempio, a visitare le persone che avevano vissuto la prova del Covid e l'avevano attraversata magari anche con fatica, qualcuno aveva perso anche dei congiunti. Ecco, e devo dire la gioia di queste persone e anche proprio la testimonianza di un affetto per la loro comunità cristiana, di un'attesa di essere ricordati e di dare qualcosa.
Ulteriormente qualche perla che mi ricordo, per esempio abbiamo fatto tanti incontri per le classi del catechismo e devo dire che i bambini del catechismo, io stesso li interrogavo, li dicevo: ma come avete vissuto voi? Come potete dare un contributo perché la rete non si squarci ai bambini? E loro dicevano: sì, anche noi possiamo fare. E davano delle risposte che a volte erano proprio commoventi, in maniera molto semplice, molto immediata, e avvertivano che anche loro potevano dare qualcosa. Ma questo avveniva anche con i ragazzi, i giovani. Per certi aspetti mi ha colpito che a volte avevano qualcosa di preparato e quindi ascoltavo, altre volte proprio li interrogavo dicendo: ma perché la rete non si squarci? Voi cosa potete fare? E le indicazioni erano sia di un impegno verso le persone, di solidarietà, di servizio, di cura verso anche i più deboli, i più fragili, ma contemporaneamente e in più occasioni dicevano: ecco, la rete può tenersi salda se noi curiamo il nostro rapporto con il Signore. Proprio questo collegamento da diversi ragazzi e anche bambini e anche degli adolescenti coglievano questo collegamento fra la relazione con il Signore e la relazione con le altre persone. Ecco, quindi diciamo un altro aspetto che mi ha colpito, una volta ero con gli anziani e una signora ha dato proprio questa testimonianza: io non lo so che cosa posso fare, però mi viene in mente Mosè sul monte che teneva le mani alzate mentre il popolo doveva sostenere un duro combattimento. Ecco, io mi sento come quel Mosè che tiene le mani alzate perché la mia preghiera giova a tutti, la mia preghiera diventa feconda e diventa preziosa per tutti. Ecco, questa dimensione, diciamo, missionaria, chiamo così, ospitale e missionaria della preghiera, più di qualcuno l'ha colta e l'ha detta. Ecco, chiaramente queste sono delle piccole particolari, non ho incontrato, ripeto, chissà quanta gente, però l'impressione è stata nell'insieme molto positiva. Tornando a uno sguardo di carattere pastorale sulla diocesi, anche se questa non era una visita pastorale ma una visita alle unità pastorali, quali aspetti positivi ha colto? Mi pare di cogliere almeno due da quanto diceva, una situazione per certi versi migliore rispetto a quanto non pensava e anche una volontà di reagire di fronte a quella che è la situazione della pandemia e al tempo stesso anche quali problemi, fatiche, aspetti critici ha intercettato ascoltando, ecco, i membri dei consigli pastorali o dell'unità pastorale. Sì, certamente ci sono state anche quegli sfilacciamenti, quelle smagliature di cui parlavo. Per esempio, in diverse realtà gli organismi di partecipazione hanno avuto una stasi abbastanza prolungata e di questo diversi componenti hanno avvertito la non positività. Ecco, magari avrebbero auspicato che attraverso i collegamenti, i social. Ecco. Tra l'altro dico che l'incontro che ho fatto con alcune realtà pastorali è stata anche l'occasione di riprendere, dopo molto tempo, gli incontri dei consigli pastorali parrocchiali, del consiglio di unità pastorale o dell'equipe. Quindi ha avuto anche questa ricaduta, io penso che ha rimesso in moto anche questi organismi. Quindi un po' di paura che ha diradato e ha, per così dire, un po' allontanato le persone, anche quelli che avrebbero potuto o desiderato mantenere le relazioni. Secondo, il calo di presenza. Certamente in alcune realtà la ripresa anche della partecipazione alle liturgie è stata buona, addirittura ottimale, mi diceva qualche parroco. Da altre parti si vedeva davvero i vuoti che continuavano a rimanere. Ecco, credo che non sia possibile fare un giudizio generale perché ci sono situazioni diverse, però certamente questo qui. La paura, un'altra difficoltà che tante persone hanno vissuto e continuano a vivere, la paura che non è passata,
non è stata superata del tutto, e anche direi la difficoltà di elaborare a livello di fede questa prova che abbiamo vissuta. Non sempre è stato possibile, quindi ci sono delle ferite che non sono tranquillamente non sono ancora rimarginate, rimangono ancora aperte e bisognerà avere la pazienza e il tempo, curando le relazioni, perché non vedo quale altra strada ci possa essere, per risanare nel limite del possibile queste ferite. Sul versante positivo c'era qualcos'altro che secondo lei valeva la pena Sul versante ribadire? positivo direi che mi ha colpito positivamente il bisogno che ho avvertito, il bisogno di comunità. Accanto a queste sfilacciature di cui ho parlato, questi vuoti, contemporaneamente tante persone hanno riscoperto l'importanza, il valore e quindi il bisogno della vita comunitaria. Alcune cose che mi hanno colpito particolarmente sono stati il settore della trasmissione della fede, i catechisti, i quali hanno veramente elaborato forme straordinarie, possiamo dire, ce l'ha messa tutta perché le relazioni con le classi, con i gruppi che loro seguivano, con i genitori potessero continuare, e individuando anche forme nuove, facendo catechesi in chiesa o portandoli all'esterno o lavorando in piccoli gruppi o trovando altre forme. Ecco, quello mi ha molto colpito, proprio questa cura, questo prendersi cura della vita della comunità. Contemporaneamente proprio anche un'altra cosa che mi ha colpito è stata la presenza dei cori parrocchiali. In tante parrocchie che andavo vedevi i cori parrocchiali lì presenti, ben schierati, distanziati, e mi colpiva. E dicevo, ma questi qui veramente vogliono bene alla comunità, non vengono solo per far presenza. Quindi ho notato, oppure anche tante persone che si dedicano alla cura della Chiesa, alla igienizzazione, alla pulizia, a accogliere le persone. Quindi da questo punto di vista, contrariamente a quello che si potrebbe pensare quasi un fuggi dalla comunità, no, ho notato invece che tante persone, non tutte evidentemente, ma tante persone hanno riscoperto il valore, l'affetto per la propria comunità, il gusto anche e il bisogno di dedicare qualcosa di se stesse ecco, e contemporaneamente sottolineo appunto le forme nuove per diffondere la catechesi, come ho accennato poco fa. Ulteriormente, finisco, mi ha colpito molto positivamente la presenza e l'azione, l'iniziativa dei gruppi caritativi, le Caritas o la San Vincenzo o altre realtà, ma in quasi tutte le parrocchie, in quasi tutte le unità pastorali, queste realtà hanno continuato a tenere il loro posto, a non rinchiudersi, a trovare forme nuove per essere vicini alle persone, alle famiglie bisognose, in alcuni casi veramente in modo esemplare. Ultima domanda, Vescovo Corrado. Questa visita alle unità pastorali si è conclusa, che tipo di continuità potrà avere? Ci saranno delle linee in qualche modo che saranno raccolte, rilanciate all'interno della diocesi o qualche altra forma per dare continuità e consolidare quello che è stato scoperto, ecco, in questa visita? Al momento io pensavo semplicemente come prima iniziativa di stendere alcuni pensieri e di comunicarli alla fine di questi 6 o 7 mesi che è durata questo giro per le unità pastorali, dire alcune impressioni sulla falsariga un po' anche di questa intervista, un po' rielaborata e sottolineata. Quindi mi pare che già questo possa dare continuità, che non sia solo qualcosa di fatto e poi messo in disparte, primo. Secondo, vedremo anche gli sviluppi e il cammino che farà la nostra diocesi, anche sollecitati, come sappiamo, dal Papa, sia per il cammino sinodale della Chiesa italiana, sia per il coinvolgimento nel sinodo dei vescovi sulla sinodalità. Ecco, credo che interagendo anche con questi cammini, con questi percorsi che il Papa ci domanda e che mi pare che sia logico accogliere, potremo anche far tesoro di alcune esperienze fatte durante questo giro, magari riproponendo alcuni momenti semplici di incontro e di sostegno delle comunità attraverso la presenza del Vescovo.
Va bene, Eccellenza, la ringrazio della disponibilità del tempo che ci ha dedicato. Ringrazio anche le persone che ci hanno seguito, un caro saluto a tutti, grazie ancora per averci seguito e a risentirci alla prossima puntata dell'Azione Più.